amici, bentornati a Villa Bonin, benvenuti qui con noi per il terzo anno consecutivo a premiare i nostri splendidi atleti veneti. Sono felicissima anche questa sera di presentare questa serata, però ovviamente da sola non ce la posso fare. Ed ecco che ho sempre al mio fianco il grande Carlo Rotundo. Grande siete voi. Una regione straordinaria, grazie Roberta. Grazie. Una serata piena, stracolma di novità, piena, stracolma di cose che vorrei dirvele tutte insieme, ma non riesco. Non le sai neanche tu, Carlo, non ti preoccupare, stupiremo alla grande. Allora, cara Roberta, intanto incominciamo a richiamare l'attenzione di tutti coloro che sono anche dalla parte esterna, perché è arrivato il momento di iniziare con il primo di una serie di video. La serata è lunghissima, le sorprese sono ancora di più, dunque amici, tutti a bordo pista e che lo spettacolo abbia inizio. Via!
riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze. Bellissima frase, cara Roberta, per coronare una stagione agonistica 2018 straordinaria. Un grande applauso al Veneto! Sono loro la nostra forza! Qui sentiamo solo la Presidente urlare. No, adesso li carichiamo, vedrai, un po' alla volta. Allora, cara Roberta, abbiamo visto quello che è accaduto durante la stagione 2018, perché questa sera a Villa Bonin premiamo tutti gli atleti della stagione 2018. Ma cosa sta per succedere? Ora andremo a vedere un altro meraviglioso video, sempre poi vi spieghiamo fatto da chi, che racconterà, spiegalo te. Racconterà, siamo arrivati al terzo anno di questa dirigenza da parte del Comitato Fise Veneto. Devo dire situazioni dove sono state fatte delle promesse, il Comitato Veneto sta lavorando, sta mantenendo delle promesse, sta lavorando per continuare a così rimanere giustamente a un certo livello. Insomma, ci sono diverse situazioni lavorative che il Comitato Fise Veneto, tramite il video che vedrete tra poco, vuole spiegare a tutti voi di quello che ha fatto, sta facendo, e il famoso work in progress, cioè di quello che soprattutto faremo. Bravissimo, bravissima. Quindi è arrivato il momento di lanciare il secondo video di questa sera. Occhi puntati. Attenzione.
insieme una grande squadra ancora di più. E tutto Comitato questo grazie a voi. Fise Veneto, che emozioni, che musica, che emozioni, che susseguirsi di grandi cose iniziate, ripeto, work in progress, insomma, chi più ne ha più ne metta, davvero, Roberta. Colgo subito l'occasione per fare un grande grazie, ma un grazie con l'eco a tutti coloro che stanno sempre dietro le quinte di tutti questi video, lavorano ore per fare montaggi con le musiche, foto, Rai TV, Bravi, Alessandro Italo, bravi davvero. la nostra Giulia Borsato, la collaboratrice di Fise Veneto, e questa sera anche Luca di Villa Bonin, che veramente con tutte queste musiche ci carica la serata. Eh sì, e che serata, cari amici degli sport equestri, che serata, cari amici del Comitato Veneto. Devo dire, al mio fianco uno splendore, tutta in rosso stasera. Hai visto? Però, Rosso per te. Però aspetta un secondo solo che devo dare subito una breve notizia a tutti. Mi raccomando, entrate sulla pagina Fise Veneto di Facebook e condividete la diretta streaming di questa serata. Avvisate tutti, cliccate, domani sarete taggati ovunque e andiamo avanti, Carlo. eh sì, andiamo avanti. Sono carica, ti vedo e ti sento. un po' sgroppo. Però C'è tante cose stasera da vedere, ci sono tante cose che vi aspettano, ma è arrivato il momento di andare a chiamare lei. Ma quella lei chi? che è sempre più carica di me. Qui Dunque, voglio una tutti standing insieme. ovation, qui voglio la vostra forza negli applausi, perché Comitato Veneto arriva Clara Campese. Mi ha copiato. Clara, questa è la serata del vostro comitato, è la serata capitanata da Clara Campese. Ha perso le parole, secondo te? Una serata piena di emozioni, Ciao Veneto, ciao a tutti, benvenuti. Che dire se non grazie? Voglio esprimere il mio veramente dal cuore senso di gratitudine a tutti voi per la vostra presenza, perché il Veneto che io cito spesso a parole o su Facebook, quando scrivo Veneto metto il cuoricino, ma il Veneto siete voi. Quando io scrivo amo il Veneto, è a voi che esprimo il mio sentimento ed è sincero, cari amici. Quindi voglio anche ringraziare, perché mi fa tanto piacere che i miei colleghi presidenti di altre regioni, che sono arrivati da lontano, in un periodo in cui, come tutti, hanno terminato i campionati regionali, la stagione è intensa. Io so cosa vuol dire, come del resto tutti voi, il fatto che mi abbiano gratificato, onorato della loro presenza, veramente mi riempie il cuore di gioia. Io voglio ringraziare i colleghi presidenti delle regioni qui presenti, Vincenzo Montrone, Karin Schindele ne ha fatto parte, Rocco De Nicola, Gabriella Moroni, Mirella Bianconi, il presidente Petaccia e Ruggero Sassi hanno avuto problemi fisici, quindi mi hanno chiamato e mi hanno detto che non sarebbero potuti essere presenti e quindi ringrazio anche loro. Fra poco arriverà il presidente Di Paola e ci sono presenti anche i consiglieri nazionali, poi insomma durante le premiazioni verranno presentati. La serata
degli Oscar di Fise Veneto è un momento importante, perché è un momento in cui tutti siamo qui uniti, tutti insieme, magari un po' ripuliti, perché non sempre in campo gara, in campo prova, insomma c'è sempre la possibilità di parlare anche di qualcosa di altro, di essere profumati, di sederci con calma e di chiacchierare. Quindi la serata degli Oscar di Fise Veneto è un momento importantissimo. Non mi resta che ringraziare ancora tutti quanti per la vostra presenza. Sappiate che mi avete resa felice e avete reso felice tutto il Consiglio del Comitato Veneto. Grazie. Questa è una festa, cara Clara. No. Tieni con te il microfono, perché hai parlato naturalmente di una presenza importante di tante regioni qui, naturalmente con i loro presidenti di ogni comitato, ma siamo in attesa dell'arrivo del presidente della federazione. Vogliamo invitare intanto uno degli ospiti che abbiamo con noi questa sera, Clara? Allora io chiedo a Giuseppe Franco Falco, in rappresentanza del CONI Veneto, eccolo qui, di avvicinarsi al palco. Il CONI è sempre con noi, ovviamente. Ti lascio la parola. Giuseppe Franco Falco, allora, CONI Veneto. Io istituzionalmente porto il saluto del presidente CONI Veneto Gianfranco Bardelle, impegnato all'estero, e ovviamente della giunta regionale e di tutta la famiglia sportiva del Veneto, di cui la Fise è un elemento, un pilastro fondamentale. Pensate che nel Veneto arriviamo a circa 500.000 tesserati. Per essere più specifico, cito i dati di Vicenza, dati del Centro Studi Osservatorio Nazionale del CONI, Comitato Olimpico Nazionale. 19 circoli, oltre 300 tesserati fra dirigenti, istruttori e ufficiali di gara e circa 1200 atleti, che fanno sì che gli sport equestri siano il 15° sport più praticato in provincia di Vicenza. Questo per quanto riguarda la quantità. I premi che verranno distribuiti stasera chiaramente diranno che occuperà lo sport equestre Veneto vicentino una posizione migliore, perché parecchi sono i vicentini premiati. Che dire, continuate così, ad maiora. Grazie Giuseppe. Grazie. Allora Clara, rimani con noi perché in attesa dell'arrivo del presidente Di Paola abbiamo un altro importantissimo saluto del governatore della regione Veneto, che questa sera non ha potuto essere qui con noi, però ci ha mandato un bellissimo saluto. A te, Carlo. Dottor Luca Zaia, vi leggo la lettera che è inviato direttamente al presidente Clara Campese e al Comitato Veneto. Gentile Presidente, come anticipatole dalla mia segreteria, spiace davvero comunicare che non mi sarà possibile presenziare alla serata degli Oscar della Fise Veneto a causa di concomitanti impegni precedentemente assunti. Desidero esprimere, per suo cortese tramite, il mio plauso e i miei più sinceri complimenti ai premiati che, in una location di particolare pregio storico, artistico, vedranno riconosciuti l'impegno, la passione e la dedizione profuse durante tutto l'anno. Passione che, tengo a sottolineare, partecipa a mantenere viva una storica vocazione dei nostri territori, terra, fin dai tempi immemori, di cavalli di razza capaci di farsi apprezzare già negli antichi giochi olimpici. Nell'esprimere dunque tutta la mia soddisfazione per gli sforzi profusi nell'organizzazione di un evento che, trattando anche di cavalli, mi tocca personalmente, concludo porgendo a tutti i presenti i saluti della Regione Veneto e i miei saluti personali, dottor Luca Zaia. Ricordiamoci che il dottor Luca Zaia ha un tesserato di Fise Veneto in quanto pratica quotidianamente, o meglio quando riesce a ritagliarsi dei tempi per andare a cavallo, ed è un grande appassionato di questo sport. Allora, cara Roberta, cara Clara, in attesa dell'arrivo del nostro presidente della federazione,
direi che possiamo andare avanti con la nostra serata. Come? Perché grandi atleti, piccoli atleti, ce ne sono di tutti i generi questa sera qui a Villa Bonina a Vicenza, ma questa sera con noi ci sono anche grandi campioni Certo. del mondo equestre, dell'equitazione internazionale. Chi sono? Facciamo subito un saluto a degli ospiti che abbiamo: Bruno Chimirri, Alessia Marioni, Vincenzo Chimirri, Luca Moneta che si trovava in Veneto in questi giorni per uno stage e tanti altri che adesso magari mi sfuggono, ma so che sono tantissimi. Grazie per essere venuti ed essere qui con noi. Grazie davvero, perché questa sera, Clara, lo puoi confermare secondo me in maniera veramente viva, questa sera è la festa dello sport. È la festa dello sport, è la festa degli atleti veneti, ma non solo, perché chiunque condivida con noi la grande passione del cavallo a 360 gradi, questa sera è qui con noi a Villa Bonin. Bene, quindi a questo punto mi dice Clara che è arrivato Marco Di Paola, il presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, quindi lo aspettiamo qui con noi sul palco per un saluto da parte del nostro presidente. Accogliamo con un applauso il presidente Marco Di Paola. Ce l'hanno già bloccato. Arriva perché al momento in cui arriva il nostro presidente poi noi andiamo assolutamente avanti, perché una foto sicuramente tutti insieme. Intanto direi che possiamo anche invitare i nostri ospiti questa sera, quindi se per cortesia Tutti i presidenti dei comitati regionali, i consiglieri nazionali, gli amici Karin Schindel e Uberto Lupinetti al centro pista per una foto. tutti coloro che sono presenti, i presidenti dei comitati regionali presenti questa sera, sono attesi qui vicino a noi per una foto ricordo degli Oscar Fise Veneto qui a Vicenza. Abbiamo anche i due vicepresidenti della Federazione Italiana Sport Equestri, il dottor Giuseppe Bicocchi e Alvaro Casati. Hai visto, Carlo? Abbiamo due fotografi quest'anno, vorrei È dire. vero. Ringraziamo Clara, Paolo mi sembra, Biroldi e la fotografa non so di se Villa Bonin. Arrivano Eccoli, arriva il eccoli. vicepresidente Casati, Alvaro. invitiamo Nicola Boscarelli, Massimo Giacomazzo a raggiungerci tutti qui al centro pista. sono in arrivo. Ci sono quasi le tutti, regioni Ecco Calabria, Nicola. Roberto Cardona. Massimo che sta arrivando. Dov'è Roberto? Ecco il Eccolo. presidente. Dov'è il presidente? Eccolo! Ne arriva anche il cavaliere Orlandi. Foto. Vedere poi subito un altro scatto con. Siete pronti? Allora, mentre fate la foto, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Calabria, poi abbiamo le Marche, abbiamo il Veneto, abbiamo la Toscana, l'Abruzzo, l'Umbria, la Campania, la Lombardia. L'ho detto, la Calabria,
e il Trentino, la Puglia. Abbiamo un bel gemellaggio. Sì. Bene, grazie. Grazie davvero. Un piccolo ricordo da Fise Veneto a tutti i presidenti e consiglieri di Fise Nazionale. Ancora un altro scatto veloce perché poi purtroppo abbiamo degli ospiti che ci devono lasciare e non balleranno con noi, Carlo, non so, non sanno cosa si perdono. Luca Moneta. Dov'è Luca? Eccolo che arriva un po' timido. Non è veneto, ma spieghiamo perché Luca è qui questa sera. Ce lo può anche spiegare lui velocemente. Vieni. Così subito gli chiediamo se sta bene quando viene in Veneto. Ma io lo vedo. Ciao Luca, ciao. Benvenuto Luca. Vieni qui al centro. Grazie a tutti. Com'è andato il tuo stage in questi 2 giorni? Bellissimo, sono stato felicissimo, è veramente un grande onore per me. Devo ringraziare Clara di questa bellissima opportunità. Grazie, mi diverto come un matto, il Veneto è bellissimo, poi c'è il Prosecco, si sta bene. Stage che sono sempre in aumento le partecipazioni, abbiamo sempre più gente che vuole partecipare alle tue giornate di lavoro. Sì, sono veramente felice, mi accolgono con grande affetto e amicizia, mi danno un sacco di fiducia e spero di continuare perché è un'occasione bellissima. Bene, è un piacere anche per noi averti qui. Adesso davanti al palco per la foto ricordo con la Presidente che Clara è già scappata. Una foto con Luca, eccola in arrivo. Clara Campese per ringraziare la presenza di un grande cavaliere internazionale come Luca Moneta. Una foto ricordo questa sera con Clara Campese qui a Villa Bonin. E ora che il Presidente è arrivato lo invitiamo sul palco. Sì, Marco Di Paola, Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, qui con noi per un saluto a questa regione piena di vita. Benvenuto Marco. Grazie Presidente. Grazie a voi. Il Veneto è una regione veramente vivace, è un piacere poter essere qua con voi a festeggiare i nostri campioni che oggi insieme ai loro compagni di sport, che è questo meraviglioso cavallo, riceveranno i premi. Però non ci dimentichiamo di chi non ha vinto. Ci sono tanti ragazzi che non hanno vinto, vinceranno perché lo sport è sfida. Lo sport è sempre una gara con se stessi, bisogna sempre migliorarsi, quindi oggi si festeggiano i campioni e ci auguriamo che il prossimo anno quelli che non sono stati campioni oggi noi potremmo rifesteggiare. E per concludere, perché è la festa vostra, io vorrei soltanto ringraziare e vorrei sempre ringraziare gli istruttori e i presidenti circolo che sono la vera ossatura di questo movimento sportivo. Noi non saremmo nulla, noi siamo dei tifosi dello sport insieme a Clara. Tifiamo lo sport, ma chi organizza lo sport veramente sono i presidenti e gli istruttori che noi ringraziamo e soprattutto ringraziamo le famiglie che assecondano questa passione meravigliosa dei loro ragazzi e ci danno l'occasione di poter organizzare lo sport dando vita a un mondo e a un movimento meraviglioso che siete tutti voi. Noi siamo solo gli organizzatori. Perdonateci se ogni tanto non siamo bravissimi a esserlo, però l'impegno è quello di far vivere lo sport ai nostri ragazzi perché sono loro il motore di tutto il movimento. Grazie. Grazie al nostro Presidente. Ecco in arrivo Jacqueline. Un bellissimo ricordo di questa serata da parte del Comitato Fise Veneto a Marco Di Paola, Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri. I nostri ospiti, Carlo, ci devono scusare se andiamo Certo. un po' di fretta, però veramente abbiamo tantissime cose e non solo Tante. premiazioni, spettacoli. È arrivato il momento di prendere le nostre scalette.
Adesso fino a questo momento, cara Roberta, siamo andati ricordandoci nel dettaglio tutto quello che dovevamo dire, che doveva accadere, ma adesso è arrivato il momento di incominciare a coinvolgere loro, i grandi e veri protagonisti di questa sera, gli atleti che hanno ottenuto i risultati più eccelsi durante la stagione 2018. Iniziamo dividendoli per discipline e quindi Roberta, iniziamo. Entriamo nel vivo della serata premiando la disciplina club. Invitiamo per premiare tutti questi giovanissimi atleti consigliere responsabile veneto Roberta Pacagnella, accompagnata dal vicepresidente nazionale Giuseppe Bicocchi e il presidente delle regioni Marche e Sardegna Gabriella Moroni e Stefano Meloni. Bene, quindi i nostri ospiti sono in arrivo per premiare i ragazzi, i concorrenti giovanissimi amazzoni e giovanissimi cavalieri, che sono Federica Bisson, Roberta Covre, Anna De Re, Carlotta Maset, Caterina Piai, Alice Vendramini, Martina Marini, Benedetta Pantano, Alice Pietra, Ginevra Pompili, Chiara Trevisan, Anita Turolla, Giacomo Buia, Giancarlo Buia, Federico Giglio, Laura Boromello, Sara Boromello, Alessia Campagnolo, Beatrice Rossetto, Vittoria Avanzo, Giulia Bodini, Emma Bonamente, Viola Garriboli, Ludovica Acerbi, Alice Marisa Baron, Ginevra Candia, Asia Zanzot, Vittoria Contin, Rebecca Gersel, Petra Martinello, Giacomo Martinengo Marché e Marianna Martinengo Marché, Sofia Epleton, Mael Bottarel, Gloria Buffon, Francesca Cortesia, Gaia Menin, Irene Negro e Tommaso Vietzer, con naturalmente con noi Elena Maggiolo. Allora ragazzi, è necessario che vi mettiate bravi in questo semicerchio. La professoressa Moroni non manca mai quando ci sono i giovanissimi e poi a organizzare tutta brava. Grazie Gabriella, ma ricordo che il dottor Bicocchi lo attendiamo, vicepresidente della federazione, poi abbiamo detto Roberta Pacagnella, della Sardegna Stefano Meloni e Stefano Meloni con noi per iniziare la consegna dei premi. Bellissima questa musica di sottofondo. Iniziate! Iniziamo con gli applausi! Che eleganza questi giovani atleti! Devo dire che vederli, è in arrivo anche Stefano per premiare un nutrito gruppo di allievi che hanno concluso al meglio tutte quelle che sono state le categorie nel carosello, nella gincana, nei pony games, nella presentazione delle manifestazioni, campionati italiani e poniadi. Ma Elena Maggiolo, che fa parte del gruppo di questi giovanissimi, è colei che ha partecipato ad uno degli appuntamenti più importanti del circuito giovanile riservato ai pony, agli europei di Mountain Games. Allora, se Elena fa un passo avanti, la riconosciamo. Elena è con noi? C'è Elena? No, non è con noi. Allora, ricordiamo il suo grandioso risultato, che è la medaglia di bronzo agli europei Mountain Games a squadre Under 17, bronzo nella Champions League, argento nel campionato italiano Mountain Games, quindi un atleta veneto, direi molto di spicco. Complimenti. Bene. Oscar consegnati, un grande applauso, fotoricordo di gruppo, tutti vicini.
Oscar in alto. Alzateli bene questi Oscar. Una foto insieme a Gabriella, insieme ai ragazzi, al responsabile del comitato Fise Veneto e Stefano Meloni, signor Bicocchi. Una bella foto tutti insieme. Daddy shark, daddy shark, daddy shark, daddy shark. Complimenti ragazzi. Bravi. Allora, adesso ci spostiamo nella disciplina degli attacchi. Ed è così che invitiamo il consigliere responsabile Fise Veneto per la disciplina attacchi, Davide Gallo, il consigliere nazionale Nicola Boscarelli e il presidente del Comitato Calabria Roberto Cardona, accompagnato dal presidente del Friuli Venezia Giulia Massimo Giacomazzo. Allora, i nostri ospiti qui vicino al palco per accogliere gli atleti degli attacchi: Jasmine Lunardon, Thomas Pedron, Leda Carvone, Adele Stiffoni e Gaia Vivian. Per proseguire con Ivano Bavaresco, Alessandro Calzavara, Flavio Lunardon, Paolo Stecca, Giorgio Proietti, Giulia Arreghini e Giulio Tronca. Allora, parliamo di atleti che nella disciplina degli attacchi hanno ottenuto medaglie nel campionato d'Italia, Coppa delle Regioni e Poniadi, quindi una serie di atleti di diversa età per l'acquisizione di medaglie importanti e piazzamenti importanti nella disciplina e straordinaria disciplina degli attacchi. Eccoci qui, pronti per partire con la consegna degli Oscar per i risultati ottenuti nel 2018. Mettetevi più al centro della sala, così per avere anche la maggiore... Eccoci qua, con le luci per le foto, e iniziamo da Jasmine Lunardon. C'è Jasmine? Ritira lei. Allora, Ritira il papà. prego, la consegna degli Oscar per Jasmine, per Thomas Pedron, Adele Stiffoni, Gaia Vivian e Leda Carvone. Che giovanissima! Poi per quanto riguarda l'attività internazionale di una disciplina come quella degli attacchi, Ivano Bavaresco, Alessandro Calzavara, Flavio Lunardon, Paolo Stecca, Giorgio Proietti, Giulia Arreghini e Giulio Tronca hanno preso parte al campionato mondiale insieme. Allora, capo equipe, campionato europeo junior Ungheria e partecipazione internazionale all'Ipiza. Paolo Stecca. Benissimo. E Giulio Tronca invece, che è con noi questa sera, Il nostro grande Giulio Tronca. ha partecipato al campionato mondiale di paradriving, oro al campionato italiano, bronzo in Coppa delle Regioni. Giulio Tronca. Anche per voi foto di gruppo, tutti vicini. Allora, cara Roberta, allora, grazie ai nostri ospiti. Parliamo invece ora, mi viene da ridere perché sono tantissimi, ma sono molto felice di tutto questo, però Vuol dire che siamo bravissimi. bravissimi e tantissimi, ma siete bravissimi anche perché avete una campionessa davvero voi nella vostra regione, indifferente. un'eccellenza nella disciplina del volteggio.
Perché? Perché con noi non poteva mancare Clara Campese per premiare gli atleti del volteggio insieme ad Atos Caselli, Pierluigi De Cesaro e poi Martino Bridi, presidente del Comitato Regionale Trentino. Sono gli ospiti che premieranno chi, Roberta? Tutto ad un fiato, eh? Non so se riesco. Ci provo. Angelica Bernardo, Noemi Boscolo Meneguolo, Eliana Capovilla, Fabiano Capovilla, Camilla Giacomel, Jacopo Giaccon, Adele Grigio, Tilaie Macino, Giorgia Marini, Alice Pagotto, Silvia Paradisi, Elisabetta Letizia Rossi, Martina Stivanello, Angie Paola Turcato, Lisa Zampieri, Marica Anselmi, Sofia Bazzoni. Carlo, la bombola dell'ossigeno, vai tu, hai perso il filo. No, Charlotte Karin Benini, Maria Cattani, Luca Cengia o Cengia? Cengia. Aiutami perché i cognomi. Alice Tiendi Gleria, Lavinia Ferro, Maria Furini, Camilla Marchetti, Ginevra Muraro e Ludovica Muraro, Mirko Sogliani, Chiara Tavoso, Linda Caterina Facini, Emanuele Righetto, Margherita Sonego. Ti do il cambio perché hai una certa età, vado io. Va Davide Zanella, Ginevra Accardo, Sara Belletti, Aurora Bellinato, Ambra Favaro, Angela Gabrieli, Benedetta Masieri, Maria Chiara Milan, Asia Padovani, Pignata Lorenzo, Matilde Resente, Agata Rostellato e Amelia Rostellato. Eva Chinellato, Greta e Linda Criveller, Isabel Dalmistro, Maria Rosa De Bellis, Iris Ferrari, Linda e Marta Rosson, Francesca Spetro, Noa Stecca, Nicole Strada. Giriamo pagina, Marta Mainardi, Cinzia Basta, Anna Coppiello, Cecilia Terrin, Rebecca Zampedri, Francesca Zorzetto. Non è finita qui, perché insieme a tutti questi grandi atleti e giovanissimi ci sono anche Giovanni Bertolaso, Anna Cavallaro, Edoardo Dall'Amico, Isabella Spillantini. Non poteva mancare Nelson Vidoni, Federica Coppiello, Rebecca Greggio e Claudia Peterson. Vogliamo iniziare, Presidente? Volteggiatori. Allora, ricordiamo che loro sono qui, aiutami Roberta, perché hanno ottenuto medaglie nei campionati d'Italia, Coppe delle Regioni e Poniadi. Sono gli eventi a cui hanno preso parte nella stagione agonistica 2018, ma in attesa che i nostri ospiti abbiano terminato e stiano comunque finendo di consegnare gli straordinari Oscar, che sono un ricordo indelebile nel palmarès sportivo di un atleta veneto, perché ormai sono diventati un'icona, certo, è vero o no, Roberta? Ed è veramente L'Oscar, avere l'Oscar nella propria camera, appoggiato su una mensola, insomma, io quello che volevo dirvi è che con loro uno degli obiettivi da raggiungere di un giovane atleta come loro nel volteggio è ottenere, per esempio, la partecipazione a diversi campionati del mondo, l'ultimo a Tryon negli Stati Uniti, oppure il campionato europeo junior, campionato sempre i World Equestrian Games, sempre i campionati d'Europa. Io sto parlando di atleti come Giovanni Bertolaso, come Anna Cavallaro, Edoardo Dall'Amico, Isabella Spillantini,
Nelson Vidoni, Federica Coppiello, Rebecca Greggio e Claudia Peterson. Qui si devono veramente stringere per la foto ricordo perché sono tantissimi. Mi porto avanti a ringraziare il presidente del Comitato Trentino, Martino Bridi, per aver svolto assieme a Clara Campese e al consigliere Atos questa premiazione. Complimenti ai voteggiatori del Veneto. Carlo, sei già scappato? No, sono qui. È bellissimo vedere da qui, tutta la visuale di questi ragazzi con questi Oscar in alto, è bellissima. Ma soprattutto è bellissimo vedere i loro sorrisi, la loro felicità. Bravi davvero. Allora, il nostro Paolo che sta coordinando, sono troppi, ci vuole il vigile il prossimo anno per fare le foto. Grazie ancora. Proseguiamo? Sì, proseguiamo. Proseguiamo con la disciplina del reining e para-reining. Chiediamo alla Presidente Clara Campese di fermarsi qui con noi. Invitiamo il Vicepresidente FISE Nazionale Alvaro Casati, il Presidente della Regione Campania Vincenzo Montrone e la Presidente della società AVCR Giuseppe Bruno. Il reining e para-reining è la disciplina che adesso andremo a premiare. Chiamiamo gli atleti di questa disciplina: Nicola Cordioli, Diego Dallagassa, Carlo Lovisetto, Mauro Vecchiuti, Matteo Vedovato, Giorgia Perbellini e Paolo Pettena per la disciplina del reining e para-reining.
Cara Clara, insieme ai tuoi ospiti andiamo a premiare Nicola Cordioli, Diego Dalla Gassa, Carlo Lovisetto, Mauro Vecchiutti, poi Roberta, Matteo Vedovato, Giorgia Perbellini, ma non la vedo, e Paolo Pettena. oro al campionato d'Italia di para reining, Paolo Pettena. Complimenti a tutti loro, ringraziamo la Presidente Clara, il Vicepresidente Alvaro Casati, il Presidente della Regione Campania. E anche naturalmente per la disciplina del reining e para reining una bella foto, Clara, insieme ad Alvaro, insieme ad Enzo, dalla Lombardia e dalla Campania, i nostri ospiti per la disciplina del reining e para reining qui alla serata degli Oscar Fise Veneto. Proseguiamo perché adesso Non c'è tempo andiamo. da perdere. Questo è ancora solo un piccolo assaggio di quello che accadrà questa sera. Maurizio Menegazzi, Nicola Rango e il cavaliere Luigi Conforti sono coloro che andranno a premiare questa specialità del campionato regionale Passeggiate 2018. Invitiamo Paola Poli della Riba Ranch, Amanda Tosetto dell'associazione Casa Verde Ranch e Fabio Chiminello della Riba Ranch. Al centro pista, Maurizio. Prima classificata del campionato regionale 2018, Paola Poli. Secondo posto per Amanda Tosetto. E terzo posto per Fabio Chiminello. C'est la vie. And when you're down, you will be high. Can you see? Everything will turn fine. 'Cause c'est la vie. And in the end, the bottom line is c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. And when you feel your heart is broken, c'est la vie. And no more words of love are spoken, c'est la vie. And never know where it will go. Fotoricordo di quello che è il campionato regionale Passeggiate 2018 con Maurizio Menegazzi, Nicola Rango e il cavaliere Luigi Conforti. Allora, cari amici di questa sera qui a Vicenza, in attesa di andare a conoscere quello che accadrà nella successione della serata, facciamo una piccola parentesi dalla nostra scaletta e anticipiamo un premio. E Umberto, se mi puoi raggiungere per favore, Umberto Martuscelli, perché? Perché l'Associazione Nazionale Istruttori di Equitazione, quindi abbiamo qui con noi questa sera il presidente Giuseppe Moretti, ha il piacere di consegnare nelle mani di un cavaliere veneto conosciutissimo, che ora tu racconterai e spiegherai, un premio speciale. La parola a Umberto Martuscelli. Grazie, buonasera a tutti voi. Questo è un premio speciale, molto speciale.
Questo cavaliere, pensate, ha iniziato a montare a cavallo proprio qui, ma non qui a Vicenza. Carlo, questo tu non lo sai. Infatti ero Sì. curiosissimo. Non ha cominciato a montare a cavallo qui a Vicenza, ha cominciato a montare a cavallo qui, su questo terreno, qui sotto. Qui dove c'è la discoteca? Sì, dove c'è la discoteca c'era il campo ostacoli di quello che un tempo era il centro equestre iberico, e la scuderia era lì dove adesso ci sono le costruzioni che Ma ci ospiteranno pensa. questa sera. E questo cavaliere ha cominciato a montare a cavallo esattamente qui. Ed è Stefano Nogara, ovviamente, che Maresciallo Stefano dovrebbe, Nogara. sì, esatto, dovrebbe Che bello. essere da qualche parte Stefano, qui. eccolo, che arriva. eccolo. È in Stefano. arrivo. Might find it boring. Lost his mum to a drug named heroin. Father's gone, so grandma's left with everything. Allora, Stefano Nogara, che oltre ad essere un eccellente cavaliere, un carissimo amico, siamo quasi coetanei, anche se lui sembra molto più giovane. Quasi. Vabbè, Stefano Nogara, intanto bisogna celebrare il suo ritorno in Coppa delle Nazioni. Con la squadra azzurra, lui ha fatto parte della squadra italiana domenica scorsa a Bojoriste in Bulgaria, a Sofia, vicino Sofia, insomma per una Coppa delle Nazioni che lo ha visto indossare nuovamente la giacca azzurra, diciamo, dopo tanti anni. Stefano Nogara è stato campione del mondo militare individuale a squadre, è un cavaliere che ha illustrato l'equitazione italiana e veneta ai più alti livelli internazionali. Dentro di lui c'è la sapienza di due grandi istruttori come Alberto Gulinelli e Graziano Mancinelli. Quindi tu sei praticamente la sintesi dello sport equestre. Grazie. Anzi, del salto ostacoli. Troppo gentile. Perché poi oltre ad essere cavaliere sei anche istruttore. Ci provo, cerco di dare dei consigli. E ci riesci a quanto sembra. Cerco di fare del mio meglio. E Stefano Nogara verrà insignito questa sera di un premio speciale offerto dall'Associazione Nazionale Istruttori di Equitazione e dal suo presidente Giuseppe Moretti, che consegna la targa e il calendario. Carlo, scusaci, ma spostatevi perché Giuseppe vuole noi, le due rosse ha detto vicino. Come no? Beh, avevo capito Così che ci vicini, facevano così fuori. lontani. Non siete rosse, ha detto. Ci siamo? Grazie. Vuole Grazie, dire Paolo. qualcosa, Giuseppe? Vuoi lasciare la parola, signor Moretti? Volevo ringraziare il comitato regionale attraverso la Presidente che mi ha dato l'occasione di premiare, come avete sentito da Umberto Marticelli, che è molto bravo, fa il giornalista lui. Io lo conosco quando ero un ragazzo, quindi posso dire di conoscerlo molto bene. Pensiamo che sia stata una bella cosa quella di ricordarsi di questi personaggi. Grazie a tutti quanti voi che siete qua. Grazie al Presidente del comitato regionale e Consiglio. Grazie a lei. Grazie all'Anie, grazie. L'Anie, Giuseppe Moretti e Stefano Nogara. Grazie. Allora, caro Umberto, noi ci rivediamo tra poco perché le novità non finiscono qui. Quindi, Roberta, avremo adesso un'altra parentesi. Quale? Una parentesi che a man mano ci porta nel vivissimo della serata, perché siamo ancora un po' rilassati, vorrei Sì, dirti. pensa. Pensa, Presidente. Dai, sapete che poi lei si scatena, scopriamo qualcos'altro. Invito qui con noi il consigliere responsabile della disciplina del dressage, ma di un'altra specialità che ci spiegherà lei, Nicoletta Bonomo. Nicoletta, un altro del Deux Machina di questa serata, Deux Machina del Comitato Regionale Veneto. Eccola qua Nicoletta, benvenuta. Salve, l'altro microfono è qua, no? Sì, trovato, scusate. Buonasera a tutti, grazie per essere qui con noi stasera, così numerosi, siamo veramente contenti, felici e vi ringraziamo di cuore per quello che ci state regalando. Allora questa sera lanceremo delle cose nuove
Avete visto questo palcoscenico allestito in un modo innovativo, molto diverso rispetto agli anni scorsi, e dobbiamo ringraziare un nostro nuovo sponsor. La squadra degli sponsor, sapete, è un punto forte, un pilastro del nostro comitato e dobbiamo ringraziarli perché grazie a loro FISE Veneto riesce a dare quello che possiamo esprimere durante le cerimonie di premiazione, quando le nostre squadre rappresentano la regione nelle manifestazioni nazionali, e grazie a loro possiamo permetterci di realizzare serate come queste nel modo in cui le stiamo realizzando. Permettetemi anche di ringraziare la nostra fantastica, eclettica e poliedrica Roberta Zorzi. Grazie a voi. Perché lei diventa da efficientissima segretaria che si occupa di 1000 cose a fantastica presentatrice di questa giornata e anche essa membro fondamentale della commissione marketing. Grazie al mio braccio che mi sento Vabbè, sicura. però quello che ha detto Nicoletta è fondamentale, perché questo per quanto riguarda il mio lavoro, fare quello che fa Roberta una volta l'anno È difficilissimo, ve Carlo. lo posso È garantire che difficilissimo. non è facile. Sono d'accordo. Brava Roby, brava Roby. Basta perché poi mi emoziono, non riesco più a parlare, dunque... Grazie a Giulia che da dietro le quinte riesce ad organizzare tutta questa serata che sembra che tutto funzioni per magia. Ci sono dei lavori di mesi dietro di preparazione. Grazie davvero Giulia per tutto il lavoro che fai per noi, un grande applauso. E adesso, signori, ci siamo. A me spetta l'onore di presentarvi l'arte dell'equitazione rappresentata in FISE Veneto dalla Commissione Teatro Equestre. Chiediamo il massimo silenzio e invitiamo anche gli ospiti che sono fuori. Luca, partiamo. Name per girl, name per girl, name per girl, number girl now. I got my heart here in my hands. I got my heart here in my hands now. I've been searching for my wings. I've been searching for my wings sometime. I'm gonna be born into soon the sky. I'm gonna be born into soon the sky. 'Cause I'm a bird girl, and the bird girls go to heaven. I'm a bird girl,
Fantastico. La vera espressione dell'arte nell'equitazione. Grazie Rudy Bellini, responsabile della Commissione Teatro Equestre FISE Veneto. L'avevamo detto che le sorprese erano tante, questa c'è proprio riuscita. Questa è veramente una bella sorpresa. 2 cavalli all'interno di una locazione come questa, insomma, non è da tutti. Bene, allora, io direi che è arrivato il momento di... Ci fermiamo qualche istante. Il cibo è arrivato, Presidente, e quindi qualche istante e poi, come vi dicevo, le sorprese. Vi garantisco che non sono finite qui. A tra poco, grazie. Buona continuazione.
prima di premiare altre discipline, abbiamo dei riconoscimenti che Fise Veneto vuole dare a degli ospiti speciali di questa sera. Però, è necessario richiamare l'attenzione di coloro che in questo momento si sono rifocillati. Vi chiediamo di ritornare vicino al palco perché è necessario che stiate qui. È arrivato il momento di dedicarci ad una parentesi importante di questa serata, una parentesi che riguarda, come diceva Roberta, dei premi speciali, delle consegne a personaggi particolari che hanno fatto dello sport veneto l'eccellenza. A raccontarlo, naturalmente andare a sottolineare quelle che sono le particolarità di queste persone, non poteva che essere la voce della vostra terra equestre e non solo, anche la terra nazionale della nostra, quindi negli eventi più importanti, Umberto Martuscelli. Caro Umberto, Il ci raggiungi. grande Umberto Martuscelli, nonché oltre ad essere voce equestre è anche autore e grande giornalista che grazie ai suoi racconti ci incanta a leggere Vieni tutti qua al centro. gli articoli di Fise Veneto. Umberto Martuscelli si occupa di raccontare, oltre che di raccontare tante cose, tanti aneddoti equestri della storia dell'equitazione azzurra e non, è qui stasera per raccontare quella che è la vita degli sport equestri del Veneto e delle eccellenze del Veneto. Ma prima ancora di lasciare la parola ad Umberto, torno a chiedere la presenza di tutti voi che siete nella parte esterna della discoteca qui di Villa Bonin, se per favore vi potete avvicinare, così possiamo andare a concentrarci su quello che accadrà tra qualche istante. Saremo veloci, Carlo, e dunque chiediamo ancora poca attenzione, ci mancano anche poche discipline da premiare, poi ci scateniamo. Dunque. E poi si balla. Clara, intanto invitiamo anche Clara Campese, che è sicuramente in zona Cesarini, come si suol dire, ma incominciamo, Umberto, a scaldare i motori e a incominciare a capire che cosa sta per accadere. Sì, ed è un momento un po' particolare, e in effetti hai ragione, bisognerebbe che tutti voi vi avvicinaste, perché il momento che ora stiamo per vivere lo vivremo in compagnia di un personaggio decisamente peculiare, un uomo che non ha un diretto coinvolgimento con lo sport equestre, ma è un uomo che ha in realtà un diretto coinvolgimento con lo spirito della natura, con la vita della natura e quindi noi tutti in realtà con la natura condividiamo un rapporto meraviglioso per il tramite dei nostri amici cavalli, che sono un'espressione tra le più così suggestive che la natura possa proporci. La persona che ora invitiamo sul palco insieme a Clara Campese, che vedevamo laggiù da qualche parte. Sì, la riconosciamo perché con quel tailleur rosso è riconoscibile. Spicca. Clara, ci raggiungi? Sì, Eccola. eccola Clara che sta arrivando. Questa è in realtà la presenza della persona che ora vi diremo, è stata espressamente voluta proprio da Clara Campese e dal Consiglio del Comitato Regionale Veneto, perché è vero che noi ci occupiamo di sport, viviamo lo sport è fatto anche di cose materiali ovviamente, accessori, oggetti, strutture. Per fare lo sport ci vogliono anche i soldi, evidentemente, tanti o pochi, ma comunque sia ci vogliono. Per fare lo sport ci vuole la fatica fisica, l'impegno fisico, però l'ambito spirituale, che non è materiale, non si può toccare, però è importantissimo, perché ciascuno di noi
dentro se stesso vive il rapporto con la spiritualità e con la natura. E per questa ragione avremo qui ora, non so se lo vediamo, è già qui, sì, il signor Victor Hugo Paz Alvarez, che è un personaggio assolutamente peculiare, che ora vedrete ci raggiunge sul nostro palco. Grazie. Dunque, Victor Hugo Paz Alvarez in realtà è conosciuto, buonasera, è conosciuto con il nome di Hermano Ichu. Allora, io per presentarvi questo personaggio questa sera sono andato a guardarmi un po', a documentarmi, ho guardato dei video, ho guardato delle sue interviste. Lui dice delle cose veramente importanti. Una delle cose che più mi ha colpito è che in un anno che ora non ricordo, magari lui ce lo potrà raccontare meglio, il suo villaggio in Perù ha subito una devastazione pressoché totale, se ho capito bene, a causa della mancanza dell'acqua. E nel video in cui Victor Hugo racconta questa cosa, dice una frase sulla quale vorrei che tutti voi vi soffermaste a pensare, perché è veramente inquietante. Pensate cosa potrebbe succedere alle nostre città se aprendo il rubinetto non uscisse l'acqua. Pensate. Un gesto tra i più normali, tra i più convenzionali, tra i più normali, al quale ormai noi non diamo più alcuna importanza. Pensate cosa potrebbe succedere se dai nostri rubinetti non uscisse più l'acqua. Questo è quello che ci esorta a pensare il fratello Ichu, il quale poi soggiunge: non è l'uomo che domina la natura, ma è la natura che domina l'uomo. Questa è una frase importantissima. Ora, il suo pensiero riguarda la vita dell'uomo, ma noi siamo persone che vivono con i cavalli. I cavalli sono natura. Quante volte siamo convinti di essere noi a dominare i cavalli? E qui si potrebbero aprire ore di discussioni che riguardano l'imposizione, la subordinazione, eccetera. In realtà noi dobbiamo vivere un rapporto con i cavalli che dia loro la possibilità di collaborare con noi. E quindi questo è uno dei principi che meglio si attagliano questa sera alla presenza di, io dico Hermano Ichu, non so se è corretto presentarla così. Sì. Ecco, allora io le chiederei, intanto c'è stato un racconto che mi ha molto colpito del perché lei si chiama Ichu. Cosa vuol dire Ichu, che cos'è e perché lei si chiama così? Buonasera, grazie a tutti. Premessa, parlo abbastanza bene l'italiano, parlo anche diverse lingue per poter parlare al mondo ovunque mi invitano sul pianeta Terra. Mi chiamo Victor Hugo Paz Alvarez, ma i nativi del continente americano hanno deciso di chiamarmi anche Ichu, che è una semplice pianta sulle Ande del Sud America in Perù. È una semplice pianta ma molto resistente al freddo, al caldo, e quindi viene tradotto anche come una pianta che non muore mai. E così è stato, e così lo prendo, e sono onorato di prendere questo nome dagli anziani e soprattutto da mia madre. Un'altra delle cose molto importanti che Victor dice nelle sue riflessioni, io me la sono riportata perché oggi come oggi è un messaggio di una potenza fenomenale. Tutti siamo uguali, tutti siamo nati su questa terra. Io non posso sapere tutto, ma nemmeno tu puoi sapere tutto. Io non giudico te, ma nemmeno tu puoi giudicare me. Questo è un messaggio forte oggi. E penso che è bello andare sul cavallo come voi lo fate. Voi siete fortunati, avete tutta la tecnologia, avete tutta la comodità metropolitana,
ma non scordatevi di che tutti abbiamo una missione sul pianeta Terra senza mai sentirsi superiore a nessuno. Questo abbigliamento umano prima o poi si deteriora, la bellezza prima o poi si deteriora. Capite questo? Aggiungiamo questo ingrediente di spiritualità nella vostra vita quotidiana e così potete iniziare a riscattare un minimo di una qualità di vita migliore per la vostra crescita interiore e poter vivere e condividere con tutta la popolazione di questo bel pianeta, che è il primo fornitore per ogni nativo su questo globo terrestre. Noi dobbiamo rispettare alla Madre Terra, alla Pachamama che ci parla ogni giorno, ogni secondo, e non possiamo far finta di non ascoltarla. Fa bene anche un bicchiere di vino, fa bene anche un bel piatto di cena o di pranzo, ma ricordiamoci da dove proveniamo. Ricordiamoci che noi veniamo da un popolo che non porta giacca e cravatta semplicemente ogni giorno, veniamo da un popolo spirituale. Noi siamo atterrati su questo pianeta come uomini di spirito e stiamo giocando come esseri umani. Non perdiamo di vista veramente questo motivo per vivere e creare un equilibrio tra la materia e lo spirito. C'è un altro principio che noi uomini di cavalli potremmo benissimo fare nostro di quanto dice Victor Hugo. Io ti ascolto e mi fido di te, quindi tu potresti anche ingannarmi. Pensate questo applicato ai cavalli. Io ti ascolto e mi fido di te, quindi tu potresti anche ingannarmi, ma tu non potrai mai ingannare te stesso. E questo è un altro pensiero fortissimo che potremmo anche ridurre per quanto riguarda la portata e tenerlo a quello che è la nostra vita quotidiana insieme ai cavalli, no? I cavalli si fidano di noi e noi potremmo fare finta di ascoltarli, però loro li inganneremmo, ma non potremmo mai ingannare noi stessi. E penso che il mio augurio per ognuno di voi è seguire questo mondo, è bellissimo, la comodità è molto bella, anch'io l'apprezzo, anch'io apprezzo una bella donna, ma non guardo solamente alle belle donne, ma guardo anche un bell'uomo, guardo anche a un anziano, guardo un uomo alto, meno alto, guardo ogni disegno del suo viso e anche guardo il suo sorriso integro, vero, sul suo proprio viso. Non dimentichiamo di vivere e rispettare il cavallo, perché il cavallo non può essere, non possiamo dire siamo un'unica persona. Io direi o aggregerei alla vostra vita, io e il cavallo siamo solo spirito. Allora così potrete cavalcare come gli indiani americani, come gli indiani delle praterie, delle montagne, come facciamo noi, perché ci consegniamo con la verità. Consegnatevi alla verità, consegnatevi al cammino dell'umiltà, della gentilezza, della misericordia, per trionfare anche in materia. Vi ho portato un libro qui che si chiama Il cammino dell'umiltà. Apriremo il tavolino, saremo lì solamente 20 o 30 minuti, poi lo chiuderemo, perché non siamo venuti qui a vendere, a fare le bancarelle, con tutto il rispetto di coloro che lo fanno, ma vogliamo contribuire in questo evento con un libro che si chiama Il cammino dell'umiltà e c'è un altro piccolo libro che si chiama Alzati e cammina in spirito anche. Grazie. Hermano Icciu, davvero Grazie. Parole forti quelle che pronuncia fratello Icciu, che ora riceve una targa ricordo da parte del Comitato Regionale Veneto della Federazione Italiana Sport Equestri e Clara Campese, che provvede a consegnarlo. E ora andiamo avanti con un'altra premiazione particolare. Adesso, se qui nel Veneto, ma non solo nel Veneto, pronunciamo il cognome Lovison, cosa ci viene in mente?
Berto e Ivone, ovviamente, solo loro possono essere i protagonisti di questo collegamento. Quindi Berto, Ivone e Lovison, che probabilmente adesso staranno mangiando o bevendo a quattro palmenti da qualche parte, però li dovremmo ricevere qui sul palco per una premiazione speciale dedicata a loro. Se qualcuno vede Berto, Ivone e Lovison, ce li manda, per favore. Sì? Ecco Ivone che arriva. Ma qui veramente è un onore avere... Abbiamo anche Giuliano è importantissimo, deve venire qui, Giuliano Lovison deve venire qui, perché allora io purtroppo non è bello parlare di se stessi, però io sono quasi commosso perché Berto, Ivone e Lovison li vedevo trafficare indefessamente in scuderia dalla mattina alla sera alla scuola padovana di equitazione. Per me, io ero piccolino, per me erano dei mostri perché facevano delle cose pazzesche con questi ferri in continuazione, insomma veramente erano dei miti, lo sono rimasti ancora oggi. Allora pensate che la storia della famiglia Lovison, che è una storia importante in Veneto, nasce con Antonio, nato nel 1886, Antonio Lovison nella zona di Vaccarino, qui vicino a Padova. Antonio e suo fratello iniziano la mascalcia, hanno 5 figli tra tutti e due, uno, Dino, è il papà dei 2 fratelli Berto e Ivone. Nico, chiedo scusa Nico, ho confuso, c'è un Dino però è Nico il loro papà. Berto e Ivone hanno 15 anni di differenza esatti, per cui quando Berto era un uomo maturo, Ivone era un ragazzino. Un giorno ho fatto anche una bella intervista a loro e Ivone mi diceva sì, purtroppo la mascalcia terminerà con noi perché mio figlio, no, non c'è niente da fare, lui non ne vuole sapere. Eccolo qui Giuliano che invece oggi per fortuna mantiene viva l'arte della mascalcia Lovison, però sembra che sia l'ultimo. Ma non è mai detto, non si può dire. Non mettiamo limiti alla provvidenza. E quindi Berto, Ivone e Giuliano Lovison vengono premiati da Clara Campese, sono veramente personaggi che hanno fatto e continueranno a fare la vita del... E quindi Giuliano, Berto e Ivone, è davvero un grandissimo piacere averli qui con noi questa sera. Parliamo sempre di attività che hanno a che fare ovviamente con il nostro sport, con i nostri amici cavalli, ma anche qui abbiamo un personaggio che lavora dietro le quinte dello sport, ma è altrettanto fondamentale. Pensate come si è evoluta l'attività del trasporto dei cavalli. I cavalli una volta giravano tutta Italia e tutta Europa per raggiungere le aree di concorso in treno, pensate. Poi con i primi carri, poi con i primi camion, oggi ovviamente ci sono dei veicoli lussuosissimi, però insomma l'attività del trasporto è importantissima, senza quella sarebbe impossibile spostare i cavalli in giro per i concorsi. Bene, ora abbiamo il piacere di presentare Luigi Tormen, che dovrebbe essere qui, anche lui. Abbiamo la luce negli occhi e non si vede se c'è qualche movimento. Comunque Luigi Tormen è uno dei trasportatori, diciamo, classici, tradizionali
della nostra, eccolo, sta arrivando, della nostra regione. Eccolo qui. Giusto accoglierlo con un applauso. Buonasera, buonasera, perché insomma lui ha nelle sue mani il benessere dei nostri cavalli. Esatto. È una responsabilità che lei sente. Molto la sento. Sì. Come si è evoluta, diciamo, l'attività del trasportatore nel corso degli anni? Ho cominciato a 22 anni con l'estero e dopo piano piano mi sono dedicato ai concorsi e così via. Quindi è una passione. Molto. Una grande passione, sì. Una grande passione. Del resto tutti noi siamo qui perché? Per una grande passione, perché viviamo la passione per i cavalli. Noi che siamo persone dello sport, ma anche Luigi Tormen che ovviamente fa parte di questa dimensione. E quindi un riconoscimento che Clara Campese rivolge a Gigi. Bene. Allora, adesso abbiamo due persone alle quali bisogna rivolgere davvero un pensiero molto, molto, molto importante. Per questo chiediamo anche al presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, Marco Di Paola. Marco Di Paola, dov'è? Eccolo, sì, se può raggiungerci sul palco, perché è abbastanza importante che anche la massima istituzione sportiva nazionale venga coinvolta in questo momento. Lo sport è fatto di agonismo, certo, ovviamente, e quindi di gara, di lotta, tra virgolette potremmo anche dire di combattimento sportivo, ovviamente, l'uno contro l'altro, un avversario contro un altro avversario. Ma in realtà la cosa più importante che sta alla base dello sport è un principio, il principio della condivisione, del trovarsi tutti insieme a fare qualche cosa che ci appassiona, che ci fa vivere, che ci fa pulsare il cuore, che ci dà l'energia per andare avanti. La condivisione a volte riesce ad avere la meglio sullo spirito agonistico. Ora voi provate a pensare, cercate di figurarvi quest'immagine. Coppa delle Regioni di Endurance, una gara faticosissima, conoscete tutti bene l'impegno che richiede l'Endurance. Una gara faticosissima, difficile, bisogna essere atleticamente preparati, psicologicamente costantemente concentrati. A un certo punto una giovane ragazza che partecipa alla 60 km, se non sbaglio, o alla 30 km, non ricordo più, comunque è ininfluente, 60, una giovane ragazza è in difficoltà, in grande difficoltà, in grandissima difficoltà. Non riesce più a controllare il proprio cavallo, si sente male, insomma la situazione sta diventando effettivamente rischiosa. Ebbene, un avversario, un concorrente, decide che in quel momento è più importante la condivisione dell'agonismo. E questo giovane ragazzo cancella il suo impegno, non vuole più pensare alla sua gara, aiuta questa ragazza, la porta al traguardo, compromettendo così in maniera definitiva la sua prestazione. Ma questa ragazza è arrivata al traguardo grazie a Gianluca Ecoretti. Gianluca Ecoretti è probabilmente
la personificazione, l'esemplificazione fisica, materiale, su questo palco di ciò che significa condivisione prima ancora che agonismo. Lui ha cancellato la sua prestazione. Pensate, poi le gare di endurance non sono come le gare di salto ostacoli che ce n'è una ogni fine settimana, ovviamente sono talmente impegnative, faticose per i cavalli, che sono molto rare nell'arco di una stagione. La Coppa delle Regioni è una all'anno. Gianluca stava lottando non solo per un risultato personale, ma anche per il risultato della sua squadra, ma tutto è passato in secondo piano quando lui ha visto questa situazione di difficoltà. Può sembrare forse un po' retorico dirlo, ma questo è il bello dello sport. Sì, davvero meritato questo applauso, perché questa è una storia che colpisce, una storia che colpisce davvero, anche perché bisogna prendere decisioni importantissime nel giro di frazioni di secondo. Non è che uno può stare lì e ragionare sui valori etici, sull'importanza della condivisione. Uno ragiona istantaneamente come il meccanismo interiore gli dice di fare. Ragionamenti rapidissimi, frazioni di secondo, necessità di prendere decisioni anche importanti nell'arco di pochissime centesimi di secondo. Anche qui una storia, una scena, un campo ostacoli, gara di salto ostacoli, una ragazza cade, si fa male, perde i sensi, panico. Non si riesce a capire quale intervento sia necessario fare. Questa ragazza ha perso completamente conoscenza, la situazione sembra veramente degenerare, ma arriva lei, Michela Lanzarini, che senza assolutamente né porsi dubbi o esitazioni prende in mano la situazione. Lei è un'infermiera professionista, credo, esatto, lei prende in mano la situazione e scongiura il peggio. Oggi, se una persona è viva, lo deve a Michela Lanzarini. Ed ecco il presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, Marco Di Paola, consegna questo omaggio a Michela Lanzarini e insieme a Clara Campese. Complimenti, congratulazioni. E bisogna dire che adesso non era previsto questo, ma lo voglio fare personalmente. Bisogna dire che il Comitato Regionale Veneto ha avuto un grande merito nell'evidenziare queste situazioni, perché è importante che si sappiano queste cose. Queste cose devono essere, la condivisione appunto è importantissima, tutti dobbiamo sapere che ci sono persone così, il mondo non è solo brutto, non è solo cose brutte, violenza eccetera, ci sono anche personaggi come questi due che abbiamo ricevuto oggi sul palco che insomma rendono davvero lo sport un posto bellissimo. Grazie Umberto, grazie al presidente Di Paola, alla nostra presidente Clara. E ricominciamo alla grande con la seconda parte di premiazione, invitando gli atleti della disciplina dell'endurance. E qui voglio un ingresso all'endurista che loro sanno fare. Hai preso la mia? Prendi la mia uguale. Qual è? Invitiamo per la premiazione dell'endurance la presidente Campese. Stai tranquilla. Aiuto, è carichissima.
il presidente del comitato Abruzzo Rocco De Nicola e il vicepresidente Giuseppe Bicocchi. Allora, i nostri ospiti andranno a premiare chi? Daniel Braido, Fabrizio Cecchin, Sara De Re, Silvia Scapin, Corrado Tiziano. Johnny Scola che ha capitanato la Coppa delle Regioni. Poi proseguiamo Thomas De Martin, Paolo Borsetto, Sara Carlesso, Gianluca Ecoretti, Cinzia Pizzuto, Katia Gallon, Renzo Denardi, Giulia Modolo. Poi abbiamo, allora, direi che abbiamo John Zanet e poi abbiamo una serie di ponisti, vero? Di questa Ponisti disciplina. enduristi. Nora Minto, Elena Tanduò, Carlotta Zemella, Sara Peron, Martina Carniella. E niente po' di meno per l'attività internazionale Camilla Coppini e Isabella Bonetto. Allora, gli atleti dell'endurance, i quali sono andati a raggiungere risultati veramente importanti nella stagione agonistica 2018 con la Coppa delle Regioni, in cui il Veneto vince il trofeo, tra l'altro. Non me ne voglia nessuno, ma abbiamo stravinto, Carlo. No, ma squadre capitanate da Johnny Scola. Abbiamo una squadra debuttanti, 90 km, 60 km, 30 km. E adesso naturalmente una bella foto insieme ai nostri ospiti, il vicepresidente della federazione Giuseppe Bicocchi, poi abbiamo con noi Rocco De Nicola dall'Abruzzo e naturalmente Clara Campese. Un grosso applauso per loro. Proseguiamo con... Grazie agli atleti dell'endurance. Adesso il dressage. Il dressage è una delle discipline naturalmente più conosciute degli sport equestri. La signora Grazia Basano, consigliere della Federazione Italiana Sport Equestri, questa sera, e Vincenzo Gigli. Sono loro che premieranno chi, Roberta? Laura Bertazzoli, Alessia Barbieri, Anita Merlin, Matilde Zago, Andrea Bassetto, Ludovica Maria Morfu, Giorgia Piazza, Vanessa Ferluga, Nina Teresa Zennaro e Silvia Ciarocchi. Silvia Ciarocchi con noi insieme anche a Silvia Di Ciatteo, Sofia Forato, Maria Beatrice Nucci, Valentina Remold, Mia Zamperetti e Alice Campanella. Sono tutti in arrivo loro, tra l'altro atleti che nella disciplina del dressage hanno ottenuto partecipazioni veramente importanti, medaglie importanti. Parliamo i campionati europei. La nostra Silvia è stata a Tryon ai World Equestrian Games con il team azzurro del paradressage. Laura Bertazzoli viene premiata insieme ad Alessia Barbieri, Anita Merlin. La signora Basano sta provvedendo a consegnare gli Oscar insieme a Nicoletta Bonomo, responsabile del settore dressage in comitato. La signora Bianconi che ci ha raggiunto dall'Umbria
il signor Vincenzo Gigli in rappresentanza della Federazione Centrale come consigliere. Sono loro, li vedete, a consegnare i prestigiosi Oscar della FISE Veneto per il dressage. Complimenti ai nostri dressaggisti veneti. Foto. Una foto insieme, grazie, per ricordare questa serata, non solo una serata fatta naturalmente di gioia, di felicità, ma in alto l'Oscar della FISE Veneto. Grazie davvero. Roberta, dal dressage non si poteva altro che andare adesso a premiare un'altra importantissima disciplina che è il concorso completo. Proprio per il concorso completo nel Comitato FISE Veneto andiamo ad invitare qui con noi uno dei responsabili del settore. Il consigliere responsabile Giuseppe Pozzato assieme al consigliere Lorenzo Rocca. Loro premieranno Martina Sartoretto, Sofia Angelina Antisso, Martina Bortoletti e Robert Powala. Martina Andreatta, Benedetta Piva, Nicole Simioni e Ludovica Vizier. Sono in arrivo gli atleti del concorso completo veneti che hanno preso parte ai campionati d'Italia, Poniadi e Progetto Sport, andando a raggiungere i risultati ed ottimi risultati insieme ai loro cavalli nel concorso completo. Tutti amazzoni nel completo, Carlo. È vero. Foto, tutti assieme. Congratulazioni. Procediamo. Grazie Possiamo dire ai nostri consiglieri della FISE Veneto, però adesso entriamo in quella che è la parte, devo dire, più conosciuta delle discipline equestri, quella del salto ostacoli. Il salto ostacoli, voi cosa aspettate? Salto ostacoli? Vedi? Appena ho detto sono salto pronti, ostacoli, bravissimi. hanno iniziato. bravi, Allora, sono già preparati, bravi. chi Partiamo. verrà dei nostri ospiti a premiare gli atleti del salto ostacoli? Il consigliere Giovanni Magaton, accompagnato dal consigliere nazionale Grazia Basano. Dispiaciuti di non avere con noi il cavaliere Orlandi, che è già andato, ma che ci saluta e ci ringrazia. E Quindi, partiamo, Carlo, perché ne abbiamo un bel partiamo po'. perché vado a ritroso, cioè vi vado a informare prima del risultato e poi vediamo se quando i ragazzi incominceranno a dire i risultati incominceranno naturalmente a capire di chi stiamo parlando. La squadra del Veneto ha ottenuto la terza posizione, quindi la medaglia di bronzo nell'edizione in Piazza di Siena della Coppa del Presidente. Chi ne ha fatto parte, cara Roberta? Con capo equip Nicola Visentin hanno preso parte alla squadra di Piazza di Siena Giulia Bertolla, Laura Milimaggi, Beatrice Bertazzo, Riccardo Guzzo ed Emma Branchi. E qui ci vuole un grande applauso per un grande risultato di una squadra veneta che sale sul terzo gradino del podio della Coppa del Presidente. Prestigiosissima gara in cui il Veneto, devo dire, sempre si comporta molto bene. Vedete Giovanni Magaton che provvede a consegnare gli Oscar, ma non solo la squadra veneta per quanto riguarda in Piazza di Siena, ma anche per quanto riguarda i più giovani e le Poniadi. E con noi chiamiamo Petra Martinello, Emma Panarotto, Irene Scudier, Alessandra Renzi, Corinna Lazzarin,
Aurora Pellizzaro, Andrea Caselli, Matilde Bonollo, Chiara Boscolo, Sofia Carlotta Chimirri, Gaia Tapetto, Sara Tintori, Brigitta Gandini, Gae Zamparetti, Rosario Sucameli. Ferma, va bene così. Vai no, te. aspetta, Sei aspetta, perché adesso Roberta ha elencato i migliori atleti che hanno partecipato alle Poniadi e partecipato anche al progetto sport. Queste sono le categorie nella disciplina equestre del salto ostacoli a cui hanno preso parte gli atleti che Roberta ha nominato e che Giovanni Magaton sta premiando. Quindi direi che appena è terminata, con l'aiuto della signora Basano, la consegna degli Oscar a questi atleti a cui chiediamo di raccogliersi un pochino, mettetevi un pochino più tutti centrali, che poi dovremo fare una foto. Prima della foto andremo adesso a conoscere altri atleti, perché come diceva Umberto proprio poco fa, il Veneto è terra di grandi campioni, è terra di cavalieri che hanno dimostrato e dimostrano tutt'oggi di avere nel sangue veramente la stoffa dei grandi cavalieri. E questa sera vogliamo premiare coloro che nell'arco della stagione 2018 a livello internazionale sono stati loro, nelle diverse categorie a cui hanno preso parte, a difendere i colori azzurri in giro per l'Europa e non solo, in giro per il mondo. Quindi insieme a questi giovani atleti presenti quest'oggi, questa sera, noi invitiamo Fabio Brotto, Gioia Cremonese, Alessandro Fontana, Lorenzo Patrese, Matteo Zamana e Giulia Padovani. Allora, in attesa che arrivino tutti, vi ricordo che Fabio Brotto ha preso parte a diversi appuntamenti in Coppa delle Nazioni con il team azzurro. Poi invece abbiamo, l'avevo vista Gioia Cremonese, non so se Gioia Cremonese, che nella stagione scorsa ha ottenuto un argento a un campionato d'Europa con la squadra azzurra nella categoria Ambassador, oro squadre con in Coppa delle Nazioni sempre Ambassador e oro nel campionato d'Italia. Quindi nella categoria Ambassador Gioia ha ottenuto i risultati più eccellenti. Alessandro Fontana invece si trova in Olanda in questo momento per proseguire tutta la sua attività e ci manda un saluto dall'Olanda. Come anche Matteo Zamana, che è stato convocato in squadra anche lui, e Giulia Padovani, stessa cosa per lei, con le convocazioni e le partecipazioni nei circuiti internazionali più prestigiosi. Loro sono gli atleti veneti che sono stati premiati e che verranno premiati. Un applauso generale a tutti coloro che sono questa sera qui. Grazie. Ricordo, Giovanni, mettetevi al centro per una foto ricordo. Roberta, noi mettiamoci laterali perché veniamo in tutte le foto. Però dalla regia mi stanno facendo dei segni. Dei segni? Non so, abbiamo un videomessaggio. Un videomessaggio. Te l'ho detto che stasera le sorprese erano infinite. E allora i ragazzi li teniamo qua, giratevi. E li giriamo. Guardate di chi è questo videomessaggio. Buonasera a tutti, mi dispiace non essere presente alla serata organizzata da Frise Veneto per festeggiare i vostri risultati. Vi mando un caro saluto a tutti e in bocca al lupo. Alberto, guarda che come gli sono cambiati gli occhi, com'è contenta. L'ho dovuto istruire per Ma fare un po' di immaginavo, ma videomessaggio, perché? Guarda, sembrava... Sembrava... Però anche tu non sai quest'altra sorpresa. Chiedo ai ragazzi li possiamo... Non tutti, alcuni devono allora fermi intrattenersi, qua, dunque. immobilizzati. Giulia Bertolla, Laura Milimaggi, Beatrice Bertazzo, Riccardo Guzzo e Dema Branchi di salire qui con me. Took my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead.
lascio il microfono a voi, avete scelto voi di fare questa sorpresa, adesso voglio vedere chi parla. Come hanno scelto loro? Chi deve parlare? L'unico cavaliere è lui, lo vedo convinto, dai. Chiama tu qui sul palco. La Presidente. Oh, vedi, vi deve sempre stimolare. Questi 4 giovani atleti sono stati bravissimi, questa sera mi si sono avvicinati e mi hanno detto: secondo te è brutto se facciamo una sorpresa alla Presidente? Io ho detto assolutamente no, Clara ne sarà molto felice ed è il ricordo del loro risultato che hanno ottenuto a Piazza di Siena che vogliono omaggiare la Presidente con una targa, ricordo. Allora, aprila. Allora, lo leggo io perché questa è bellissima. Ricordando Roma 2018, con affetto un ringraziamento a Clara, la nostra presidente Fise Veneto, i ragazzi di Piazza di Siena 2018, terzi classificati, Beatrice, Emma, Giulia, Laura, Riccardo e le loro famiglie. Che bello! Complimenti! Aiuto! Bene, dai amici, stiamo entrando in modalità discoteca qui, Ci manca veramente poco per terminare la serata. Grazie ragazzi. Grazie ragazzi. Sono entrati, saliti timorosi, ora non volevano. Andiamo al centro. Allora Roberta, a che punto siamo? Siamo quasi alla conclusione, ma noi non concludiamo mai. Dunque, rinvito qui con noi Umberto, che questa sera l'abbiamo fatto lavorare. Pensavano stasera... di venire qua, aperitivo. Che cosa ci deve raccontare ancora Umberto? Una cosa veloce che nel frattempo mettiamo tutti all'opera e poi noi andiamo avanti, Carlo. Sì. Allora, Lorenzo Favero è la persona che vedete in campo. In campo. Sì, questa è proprio... Com'è che si dice? No, vabbè. Sì, vabbè. Cosa sta facendo Lorenzo Favero? Sta costruendo un cavallo a dimensione naturale. Pensate che quella che era iniziata come così, quasi un'idea, un gioco sostanzialmente, è diventata poi un importantissimo strumento di valore didattico, di valore informativo, di comunicazione, di condivisione, ancora una volta questa parola fondamentale, nella vita delle scuole, per esempio, nella vita delle scuole oppure nelle dimostrazioni in cui c'è bisogno di avere una struttura equina a dimensione naturale, ma che non possa essere però anche viva per questioni di sicurezza. Lorenzo Favero ha inventato questo cavallo componibile che viene utilizzato da un numero esorbitante di scuole nel Veneto per dimostrazioni di carattere didattico. Pensate quanto potrebbe essere importante anche in un'aula di veterinaria la possibilità di utilizzare questo strumento per delle spiegazioni. Per i bambini delle scuole, ovviamente, la possibilità di vedere la massa di un cavallo a dimensione naturale, con la possibilità di capire quali sono le parti del corpo che lo formano, a cosa servono, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questa sera Lorenzo Favero ha voluto essere presente qui con noi per dimostrare, poi vedete, tra l'altro è anche uno strumento che si monta in pochissimo tempo ed ha un effetto decisamente suggestivo. Quindi anche l'autore, tra l'altro, di tutte di queste sagome che sono qui davanti al palco, sì. Lui, tra l'altro, è un personaggio abbastanza curioso, perché lui di professione lavora nell'alta moda. Ma pensa. Sì, e realizza accessori per l'alta moda, tacchi per le scarpe, fibbie per le cinture, insomma tutta la parte, diciamo così, di dettaglio
che serve per... Ecco, scusa Roberta, che ci spostiamo perché lo perché mi guardiamo fa anche veramente noi. molta curiosità. Sì, Quando la sì. passione entra in campo, come hai detto tu. Esatto. Vedete che il cavallo è sostenuto da una struttura, poi ci sono dei magneti che vengono calamitati. Quello che cos'è? Sono le ali? No, non va lì Lorenzo. I magneti vengono messi in atto per apportare tutte le varie soluzioni e le varie possibilità. Beh, naturalmente credo che il signore sia un grande appassionato di questo sport, pratica questo sport. Lui lo pratica, ovviamente lui è di estrazione equestre e ha pensato di unire, diciamo, come poi spesso accade, no? Perché un po' tutti noi siamo così alla fin fine, no? Direi, la nostra passione è diventata poi tutti anche un nascono mestiere. da un comune Esatto. denominatore E poi ognuno ramificano. Esattamente, ramificano. E vedete che si sta completando Incredibile, l'assemblaggio. perché qui c'è tutto quello che concerne allora la parte aspetta. morfologica, Sì. la parte scheletrica. Fermi, non mettiamo ancora il cavaliere. Alt, perché Carlo, guarda, adesso non è un cavaliere qualsiasi quello che monterà questo cavallo. Addirittura. Eh sì, perché l'arte di Lorenzo arriva addirittura al punto di raffigurare un personaggio. Quindi, bambini, ragazzi e ragazze, fermi lì che arriva il chiedete quiz. ai vostri genitori di regalarvi un cavallo di Lorenzo Favero con la vostra sagoma da poter... Io non ho detto niente, quindi non... Ma adesso vediamo chi sarà... Facciamo salire questo cavaliere. Sì, ma chi sarà questo cavaliere? Lo riconosciamo? Chi è? Ma figurati Teo. Chi è? Chi Era sarà? lì poco fa. Ragazzi, ditelo voi. Chi è? Alberto Zorzi. Eccolo lì Alberto Zorzi. Ma non era in Olanda, è dappertutto questo. E Lorenzo Favero, direi che complimenti Lorenzo. Ci complimentiamo moltissimo con Lorenzo, una bellissima struttura, una bellissima raffigurazione, veramente. Vabbè, devo dire, non manca niente qua, No. Per scoprire qualcosa non manca assolutamente niente. Complimenti davvero. Umberto, rimani qua con noi. intanto. Sì. Mi sento bene. tra Rimaniamo voi due. qui. Dai. Rimaniamo qui. Dai, ci siamo. Siamo ai ringraziamenti finali, agli ultimi saluti. Questa, io lo dico sempre, è una festa di un comitato dinamico. È una festa di un comitato. Guarda, lei non sta sono mai per ferma te, un Carlo. secondo. Infatti io... Allora, Chiamiamo sul Clara, palco. chi dobbiamo chiamare? No, facciamoli chiamare da Clara. Avvocato Giorgia Pellerano, avvocato Francesca Verecchia, avvocato Sara Marchiori Chi sono? e avvocato Elena Dalla Costa. Maria Baleri, lo dico io. Dov'è la nostra Venere Rossa? Maria. 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 Maria, vieni. Maria, non ti puoi sottrarre. No. Quanti avvocati tutti insieme? Tutti insieme, sì. Quante donne. Maria no, ma Maria vuole regalarti un fiore, non vuole ricevere questo fiore dalle mani di Clara. Intanto Elena Dalla Costa e Francesca Verrecchia dovrebbero essere qui con noi. E Giorgia Pellerano. Ci sono, vero? Certo. Eccole. Eccole. Il collegio di difesa più bello del mondo. Caspita, che avvocati. Ti faresti difendere anche te da un pool di Volentieri. avvocati così? Basta. Ma sei te che poi entri e ci metti la malizia, cioè calma, stiamo parlando seri, Venite qua, noi ci mettiamo. Sì, già Umberto prima nella foto.
Grazie ancora. Grazie, grazie davvero. Allora, Clara, non scappare, stai qui con noi. Roberta. Che dire, che siamo alla fine, ma non siamo alla fine, perché non voglio vedere uscire nessuno dal cancello finché non vado via io, che sono l'ultima ad uscire, perché adesso No, ci cambiamo di solito, le scarpe e... A un certo punto vi racconto questo. Eravamo nella hall dell'hotel, tutti pronti. Clara era insomma impegnata a telefono, cose. Già. A un certo punto arriva Al telefono con era. arriva con una borsetta. Dico, ma questa borsetta, voi non sapete cosa c'è dentro? Il cambio. Ma come il cambio? Dice sì, perché dopo balliamo, stiamo... che presidente, fortissimo. Clara, a te la parola, ti lascio il mio microfono. Beh, più che la parola io direi che possiamo passare ai fatti. Luca, come siamo messi qua? Però... Prima di passare ai fatti, ovviamente, chi non si può non ringraziare, signori, vi chiedo veramente di esprimere il vostro grande affetto e ringraziamento nei confronti di Roberta, Mara e Beatrice. Grazie a mia nipote Jacqueline, grazie Enrica. Venite un attimo qua sul palco, vi diamo un piccolo pensiero e poi proseguiamo. To the head, oh shit, other man is dead. Now he don't talk too much, Ed ecco Beatrice, Mara e Roberta. E Roberta. Questa volta cambio di ruolo. Mettiti qua con le ragazze. Ma guarda che bella questa cosa qua di qui. Un pensiero da parte di tutto il consiglio, ovviamente anche mio. Ovviamente non è proporzionale all'impegno che le nostre segretarie, le mie amiche esprimono nei confronti di tutto il comitato, di tutti voi tesserati, lo sapete perché le sentite al telefono, le vedete all'opera e credetemi, il comitato Veneto se può fare tutto questo lo fa perché ci sono dietro delle grandi, grandi persone come loro. Grazie a te Clara e grazie a tutto il comitato regionale Veneto. Ora non devi parlare, devi solamente... Allora ti posso ordinare, mi ringrazi Jacqueline per favore che ci ha aiutato tutta la sera. Ma guarda che belli. Che belli. Io ti frego un peperone. Foto, foto, foto. Noi ora occupied by fitting them where minds are small things make the small kings feel so tall. Will he ever change? Well, apparently he reapplied for college and was waiting for his grades. Word that help his case. Well, I couldn't Grazie. Grazie. Allora, Clara, siamo arrivati e giunti verso la parte finale di questa serata. Terzo anno di questa dirigenza, terzo anno della Fise Veneto, terzo anno a Villa Bonin. Grazie. Si conclude un anno intenso anche questo. Quest'anno è stato, devo dire, una festa. Abbiamo slittato, se non mi sbaglio, di una decina di giorni della solita data, ma la location è, devo dire, favolosa. E mi sbaglio, abbiamo anche una torta, vero? Ma prima della torta... Viva il Veneto! Grazie per essere stato con noi Carlo, grazie Umberto e grazie a tutti voi. Buona serata! Che lavoro! Grazie a mia nipote Jacqueline che è venuta a trovarmi da Bari e mi ha aiutata tantissimo, non la vedo mai, la mia nipotina. Grazie Jacqueline.
Comitato Veneto, una standing ovation